Il progetto di legge a firma Zaia per modificare lo statuto della Regione Veneto introducendo la fiducia in corso di discussione da parte della prima commissione del Consiglio regionale. Per la maggioranza si tratta di un intervento fondamentale per evitare che provvedimenti importanti rimangano impantanati in aula. La fiducia, ricordano gli esponenti di Lega e Lista Zaia, è uno dei temi forti del programma su cui il Presidente ha ottenuto una straordinaria affermazione elettorale. Ovvio che la modifica dello statuto ha un percorso molto tortuoso e molto difficile e se non partiamo oggi con questo percorso corriamo il rischio di arrivare a fine legislatura senza aver ottenuto nulla. Di tutt'altro avviso le opposizioni, che ricordano come lo Statuto del Veneto sia stato finalmente riformato nella scorsa legislatura al termine di un lavoro ultradecennale. Siamo contrari innanzitutto perché vuol dire rompere quel patto che è stato stabilito e che ha portato alla votazione unanime dello Statuto. Lo Statuto è la Carta Costituzionale del Veneto in sedicesimi. Rompere quel patto lì significa uno statuto fatto solo e voluto dalla maggioranza. È assolutamente inaccettabile questo. Io ho la sensazione che ci sia un po' una zarizzazione da parte di Zaia. Ci aspettiamo che questo progetto di legge venga ritirato, fanno eco dal Movimento 5 Stelle, e che si inizi a trattare di qualche argomento serio. Stiamo perdendo una marea di tempo, ovvero di soldi pubblici, per qualcosa di assolutamente inutile. Infatti esiste già questo procedimento in regione. Dobbiamo pensare ai problemi veri dei cittadini veneti, alle persone che oggi sono in difficoltà. Penso alla Riviera del Brenta che non riesce ancora ad avere quei soldi che gli spettano. Dobbiamo lavorare per questo.